Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella, il maestro Cleo. Oroscopo della settimana, dal 6 al 12 giugno. Ariete. 5 stelle per l'Ariete. Buone notizie, ora stai vivendo l'amore in modo impulsivo, passionale e Marte, che transita nel tuo segno, sta portando tanta verità e sincerità. Al punto che sarai in grado di chiudere una storia che ti ha fatto del male perché fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, cerca di mettere a posto quello che non va. Tutto dipende da te. Dalla tua volontà. Ma sicuramente riuscirai nell'impresa perché le soddisfazioni arriveranno nei prossimi mesi. Toro. 4 stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte. Sta portando emozioni sincere in amore, mentre Mercurio favorirà gli incontri. Cerca di non isolarti, di non chiuderti in casa e di vivere i rapporti sentimentali con più leggerezza, spensieratezza. Sul lavoro, buone occasioni in arrivo a fine giugno. Che ne dici di occuparti di qualcosa di nuovo? Occhio, però, alle domande finanziarie perché superare qualche problemano. Gemelli. 4 stelle per i Gemelli. Buone notizie per l'amore. Venere dal 23 giugno perché iniziare un transito nel tuo segno e riuscirai a superare il passato, a liberarti da questo. Se ti interessa qualcuno fatti avanti, approfittane giovedì soprattutto perché poi ti toccherà fare una scelta. Sul lavoro, sei molto curioso e hai voglia di osare una svolta alla tua vita. Di metterti alla prova. Questo, però, non è sempre possibile e non è certo così facile. Cancro. 3 stelle per il segno del Cancro. Sei alla ricerca disperata dell'amore. Ti stai facendo tante domande e, se hai chiuso una storia da poco, forse sei un po' diffidente perché hai dovuto fare i conti con un po' di delusioni. Sul lavoro, sei stanco e pretendi chiarezza dagli altri. Occhio perché tra giovedì e qualcosa non andrà. Giove è dissonante. Meglio mantenere la calma. Leone. 3 stelle per il Leone. Hai tanta autostima. Sei molto sicuro di te e le storie che sono nate a maggio forse ora vanno riviste con più lucidità e razionalità. Non ti sta bene qualcosa e sabato iniziare una discussione. Forse inutile. Sul lavoro. Grandi cambiamenti in arrivo soprattutto grazie a Giove e Marte che sono dalla tua parte. Sei al centro dell'attenzione e stai attirando, tuo malgrado, un po' di invidie e gelosie. Vergine. 5 stelle per il segno della Vergine. Buone notizie per l'amore perché è dalla tua parte e quindi puoi lasciarti andare ai sentimenti, alle passioni. Tu, in realtà, sei per la sicurezza. Vuoi delle certezze. Ma spesso le relazioni più belle sono quelle confusionarie, almeno all'inizio. Ora è arrivato il momento di lavoro. Anche perché Giove non è agire in opposizione. Bilancia. 3 stelle per il segno della Bilancia. Occhio in amore perché Giove e Marte sono in opposizione e tu sei un po' diffidente nei confronti dei sentimenti. Qualcuno che ti intriga c'è. Ma sei insicuro. Cerca di non chiuderti. Di non isolarti. Ma prima di fare delle promesse pensaci bene.
Sul lavoro, cerca di andare avanti con calma e prudenza. Bene la situazione economica. Ora guadagnerai di più. Scorpione. 3 stelle per il segno dello Scorpione. Venere è in opposizione. In amore sei stanco e stai soffrendo un po' perché sei sempre sulle difensive. Ti irritano le persone false. Ma se hai messo al primo posto il lavoro e hai trascurato qualcuno, ora forse puoi tornare indietro. Sul lavoro, pochi vantaggi questa settimana. Occhio ai soldi. Meglio mantenere la calma e percorrere la strada della prudenza. Sagittario. 4 stelle per il segno del Sagittario. In amore le storie che nascono ora sono intriganti. Giove e Venere sono dalla tua parte e ti invitano a lasciarti andare alla passione. Chi ha un rapporto ora è pronto a mettersi in gioco, a lasciarsi alle spalle la paura. Sul lavoro, stai aspettando una promozione, che ora forse sta arrivando. Chi è fermo da tempo ora può ripartire. Quindi tutto sta procedendo secondo i piani. Capricorno. 4 stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore chi ha avuto una delusione non vuole mettersi in gioco. Ha paura e ha bisogno di capire bene cosa è successo. Cerca di non offendere qualcuno. Di non essere sempre così, soprattutto insoddisfatto. Nella giornata di giovedì. Sul lavoro, Giove è dissonante. Quindi meglio fare attenzione al denaro. Problemi nel rinnovo di un accordo. Forse qualcuno non ha mantenuto le promesse. L'Acquario. 3 stelle per l'Acquario. Chi sta vivendo 2 storie ora è indeciso. Si trova di fronte a un bivio. Venere è dissonante. Trovare il coraggio di fare chiarezza e dire quello che pensi. Le storie nate da poco sono in crisi. Sul lavoro, sta per iniziare una nuova scelta fase per te. Cerca di essere costante in quello che fai e di cogliere al volo le belle novità, soprattutto nella giornata di giovedì. Che ne dici di dedicarti a un hobby? A una passione? Ti farà bene. Pesci. 4 stelle per i nati sotto il segno dei pesci. Buone notizie in amore, Venere è dalla tua parte e perché fare un incontro speciale. Se hai avuto problemi in passato, ora devi avanti, vai e devi cercare di dimenticarlo. Ottimo il weekend. Sarai circondato da persone intriganti. Sul lavoro, un po' di esitazione tra lunedì e martedì, poi tutto andrà bene. Belle proposte in arrivo. Ma basta con questi inutili limiti. Lasciati andare.